Buongiorno, sono Anna Lunardi, Project Manager per la formazione per Newco Risorse in Crescita, che è la società di formazione collegata a Confindustria Vicenza. Mi occupo della gestione dei progetti complessi per le aziende nostre clienti, dei progetti formativi solitamente della durata di almeno un anno, quindi si configurano come una sorta di sentiero formativo attraverso il quale sviluppare delle riflessioni che sia sull'aggiornamento e il mantenimento delle competenze, ma anche sul valore dell'imparare durante tutto l'arco temporale lavorativo di una persona. Quindi la suggestione che vogliamo un po' lasciare con i progetti che facciamo è proprio quella di dare delle direzioni che guardino al futuro e che diano un po' voce ai trend e a ciò che il mercato richiede all'azienda per rimanere competitiva sul mercato, ma anche il valore della persona all'interno del suo percorso lavorativo. In merito all'impatto che può aver avuto la digitalizzazione, che ha ancora la digitalizzazione nella formazione, quindi in primis lo scardinare il concetto di spazio e tempo, perché possono circolare informazioni sostanzialmente in tempo reale in qualsiasi parte del mondo e ci si può incontrare anche a una grande distanza. Ecco, abbiamo sviluppato dei percorsi che invece vanno forse in controtendenza, cioè dei percorsi relativi alla formazione attraverso la metodologia della mindfulness, cioè quella di essere focalizzati, sviluppare la propria attenzione in un contesto che sia situato, collocato proprio nel qui ed ora. Questo lo riteniamo importante un po' per dare voce alle competenze anche del futuro, quelle che aveva nominato il World Economic Forum nel 2018, se non mi sbaglio, cioè del pensiero critico, la capacità di coordinarsi e cooperare con i colleghi, l'importanza di essere creativi e di portare innovazione all'interno della propria azienda. E questo si può fare sia coniugando la propria formazione professionale, sia però anche una crescita come persona all'interno del posto di lavoro, che mette in campo ciò che è e fa coincidere un ruolo lavorativo con i valori di cui si fa portatore, insomma. Alleanza, mi viene in mente quando si parla di alleanza, l'alleanza di generazione di lavoratori. Adesso ci troviamo in contesti in cui ci può essere un'età media abbastanza alta nelle aziende con cui abbiamo a che fare, insomma, e una nuova generazione di lavoratori che entrano invece nella stessa azienda, e le due generazioni, se non guidate, possono in qualche modo in un primo momento entrare in conflitto. L'alleanza invece è quello che si cerca di fare con la formazione, per esempio, cioè esplicitando il know-how aziendale, che è importante che non si perda, e cercare di creare una contaminazione tra due generazioni, due realtà, due modi di vedere e vivere il lavoro, che nel tempo ovviamente è cambiato. Quindi l'esperienza che può avere una persona che ha accumulato e ha una anzianità aziendale messa a disposizione da chi è più giovane, e dall'altra parte magari una mentalità, un comportamento più digitale, cioè nella capacità di adottare una serie di competenze proprie della digitalizzazione, che però sono un modus operandi, non sostanziano il contenuto poi del lavoro quotidiano. Cercare di unire questo significa mantenere e rinnovare lo spirito aziendale e mantenere quindi anche alla fine l'azienda competitiva e sul mercato.